Alibert dichiarato il fallimento, fine di un'epoca per la storica azienda che produceva tortellini dal 1967 a Frescada di Preganziol. L'istanza di fallimento era stata presentata mesi fa da alcuni dipendenti dopo che il tentativo di salvare l'azienda da parte di una cordata di imprenditori che aveva rilevato l'azienda nel 2016 non ha portato gli effetti sperati. I lavoratori ci hanno messo di tutto di proprio per poter rilanciare, ma ahimè hanno soltanto visto andare via pezzi di produzione spostati in altri stabilimenti, hanno visto andare via clienti senza capire perché il prodotto è sempre stato un buon prodotto. Nelle scorse settimane la proprietà ha presentato i libri in tribunale e ieri è stato dichiarato il fallimento, che mette la parola fine su una storia imprenditoriale durata 55 anni, legata alla produzione di tortellini che impegnava nel momento più florido una settantina di addetti. L'appello che noi oggi facciamo è quello che se qualcuno intende acquistare dall'asta, bene, le maestranze più che qualificate ci sono i ragazzi che hanno lavorato lì per tanti anni, si parla anche di gente che ha lavorato lì 33 anni. Dipendenti che dopo tanti anni in fabbrica amano ancora il proprio lavoro e nonostante il fallimento sperano ancora che la loro professionalità non vada perduta. L'amarezza e la coscienza a posto per aver dato tutto quello che c'era da fare. Ci sentiamo un po' traditi naturalmente, però abbiamo ancora un briciolo di speranza, come diceva Danilo, chi è a casa, anche quelli che sono andati via. La speranza è l'ultima a morire, se c'è qualcuno, noi ci siamo. Le viene da piangere, si commuove. Sì, certo. Come io e i miei colleghi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, abbiamo la coscienza a posto. Qualcun altro non so, penso di no, però noi non possiamo fare di più di così. Speriamo ci possa essere qualcuno che ci riaccoglie e noi riavviamo questa azienda.